Ce la prepariamo una bella torta salata di pane stasera? Che dite? Una cosa semplice e veloce stasera. Non perdiamo tanto tempo. Io l'ho preparata già, così stasera è già tutto pronto. Prepariamola insieme. Andiamo, andiamo, andiamo. Per questa torta salata di pane ci occorre pane. Io avevo sia del pane che dei panini da consumare. L'ho fatti tutti a pezzettini. Le dosi ve le scrivo sempre in descrizione. Poi prendiamo delle uova. Ci ho messo formaggio grattugiato. Ci metto del sale. Un po' di pepe. Poi aggiungo il latte nell'uovo. Io la faccio salame e galbanino e aggiungo il salame. Di galbanino ce ne conserviamo un po' perché ce lo mettiamo sopra. Se voi volete sostituire, potete sostituire con qualsiasi cosa. Ecco qua. Ecco qua, a questo punto aggiungo il pane. Una volta aggiunto il pane mescoliamo con le mani, con un po' di pazienza. Prendiamo uno stampo di qualsiasi forma, questo misura va bene 22, 24 va bene, anche 26 verrà un po' più basso ma va bene lo stesso. Io ci ho messo un po' d'olio, eccola qua, ve la sistemate un po' con le mani. Io ho cotto delle patate, le ho fatte così a quadratini, le ho cotti in acqua bollente, sono a mezza cottura, non le dobbiamo fare proprio cotte cotte. Ce le mettiamo sopra. Ci metto un po' di sale perché ce l'ho messo ma era poco. Un po' di pepe e ci mettiamo quest'altro po' di formaggio che ci siamo conservati. Accendiamo il forno 180 gradi statico. Ecco qua, io in forno, non vi muovete che torno subito.